Termina 2-2 l'andata dei 16esimi di finale tra il Pomezia di Colantonio e il Gaeta di Mancone. Al vantaggio di Bellante risponde Damiani nella ripresa ribaltando il punteggio, poi Natiello firma il pari. Qualificazione discorso rimandato al Riciniello fra una settimana, mercoledì 17 settembre, quando le due formazioni si ritroveranno di nuovo di fronte con in palio gli ottavi di finale di Coppa Italia d'Eccellenza. Primo squillo da parte della formazione ospite, proprio il numero 10 Natiello a provare il destro, palla che termina sul fondo alle spalle di Giordani, poi è l'1-2 Rossi Damiani ad accendere il Pomezia, conclusione di destro del numero 9 che termina sul fondo. Gaeta che prova a spingere, specialmente nella parte iniziale del match, provando a sfondare il muro rosso-blu, soprattutto in profondità. Rossi prova invece con un calcio di punizione per il Pomezia, il vantaggio del Gaeta arriva con un lampo, palla sulla destra, assist verso il centro per Bellante che si inserisce e porta in vantaggio i biancorossi. Ancora Gaeta sul finale della prima frazione di gioco con un'altra azione offensiva, questa volta con l'ex di turno Massella che si porta il pallone sul destro e prova la conclusione che termina a fil di palo. Il Pomezia cambia decisamente volto nel secondo tempo grazie ad alcune sostituzioni e Fe a provare subito a dare il là all'azione offensiva dei rossoblù, poi conclusione al volo di Damiani. Para il portiere del Gaeta e proprio il numero 9 ad accendersi del Pomezia, cross perfetto di Fe per il colpo di testa perentorio dell'ex Montespaccato che fa 1-1. Lo stesso va ancora meglio poco dopo, questa volta il pallone è sulla parte opposta del campo, cross dalla destra, colpo di testa, questa volta in pallonetto, palla in rete, 2-1 per il Pomezia. Il Gaeta prova allora a reagire, colpo di testa parato da Giordani in presa bassa, poi il 2-2 arriva su un'azione insistita con Natiello che appoggia il pallone in rete trovando il pareggio del Gaeta. Nel finale tutto per tutto da parte del Pomezia, Fe mette questo pallone al centro, Rossi prova ad arrivare in seconda battuta, para il portiere del Gaeta, l'ultima vera azione offensiva arriva ancora con Damiani che mette il pallone giù e prova di potenza, palla sul fondo, poi tutto rimandato a Riciniello.